Alla Testina Superbike, la gara regina della provincia di Padova e della zona dei Colli Euganei per i bikers, arriva Alberto Limatore. L'asso di bike trial, 14 volte campione italiano e per molte volte protagonista ai campionati del mondo, sarà presente il 9 e il 10 giugno ad Este per 1 a 2 giorni di sport e spettacolo nella cittadina euganea, che diventerà centro nevralgico della MTB italiana. A Testina Superbike ha già registrato un boom di iscrizioni, con oltre 100 iscritti a gennaio, esclusi gli abbonamenti ai circuiti di appartenenza. È stata una gara per accaparrarsi le prime posizioni. Una bella sorpresa per gli organizzatori, che annunciano grandi novità sul fronte delle collaborazioni e dei premi, compresa l'organizzazione di un weekend di spettacoli e divertimenti per gli ospiti del circuito di bike, che sta ottenendo grandissimo successo in tutta Italia. Infatti il sabato sera sono in programma la Notte Bianca e lo spettacolo di Zelig in Piazza Maggiore, dove partirà e arriverà la gara, dopo il transito all'interno del castello. Sul palcoscenico di Zelig, assieme ai comici, ci saranno anche i big che disputeranno la gara, Limatore compreso, che poi si esibirà la domenica mattina, subito dopo la partenza e prima dell'arrivo, dove non mancherà il pasta party. A Testina Superbike significa anche qualità e sicurezza per i bikers, con la presenza di 9 ambulanze, 3 medici, un ospedale da campo e un gruppo radio con frequenze della protezione civile. Si tratta quindi di un appuntamento importante con la città di Este, il suo castello ed il Museo Nazionale a farla da padrona. Sarà un'occasione per dare dimostrazione della passione per lo sport e dell'ospitalità degli attestini.